e quindi ha già impattato la quota di punti nella scorsa partita. Julian Stone per Steno Okoye, arma anche lui la mano da 3 punti, caldissimo. La formazione ospite, ora Crampel va da Okoye che si arresta ancora dai 3 punti, 2 su 2 per Steno Okoye. Prima era scivolato per quanto riguarda la transizione offensiva insieme ad Hudson. Bartley, mano sinistra, penetrazione, bacio al tabellone, si fa vedere ed è il rimbalzo da parte del 6 triestino. Davis per Bartley, arresto, tiro da parte di Bartley, è una macchina da quella zona del parquet. Per lui ha cronometro fermo. Rozier per Terry che non vede nemmeno il canestro da quella zona di campo, prova la layup e si fa perdonare immediatamente Terry. Un secondo quarto di assoluto livello da parte degli uomini di coach Sacripanti, qui anticipo di De Angeli solo per un attimo ed eccola la schiacciata a una mano. Esce Spencer, end off per Corey Davis, altro consegnato per Bartley che è la linea del ferro libera, alley-oop per Emmanuel Terry che chiude l'arcobaleno. Così per Davis che deve recuperare la sfera. Hudson, arresto, tiro da fermo di Jalen Hudson. Sceglie Rossato per la rimessa, poi si fa consegnare il pallone. Pick and roll con De Laurentiis. Anna prova a trovare il numero 13 che trova i primi 2 della sua partita. Ancora perfetto, 5 su 5 per lui. Anna circunnaviga l'area, De Laurentiis di tocco per Rossato, finta di tiro, poi ci prova comunque, viene accolto dal ferro, né a baciare il tabellone né a inchiodare la schiacciata. È infuocato il Palamangano, vediamo se sfrutta questa scia con la bomba dalla punta. Prova a giocare a 2 con De Laurentiis. Anna ora serve Mian, finta di tiro, prova lui la penetrazione dentro per De Laurentiis, virata da prima ballerino e riesce a trovare anche 2 punti. Rozier è sulle sue tracce, continua a giocare con De Laurentiis. Anna prende la linea di fondo, serve Okoye, importante da 3. Un 1 contro 1 di alta scuola contro un altro super giocatore di questa sera, ovvero Frank Bartley. Rigustiamoci Logan dentro per Thompson. Trieste all'andata aveva vinto di 5, ora è più 11 scaffati. Bartley per Rozier, è proprio per questo che attacca la formazione di coach Legovic per diminuire le distanze. Ora torna sul meno 8. Bartley non commette fallo e allora Davis può giostrare ancora un'altra tripla sbagliata sulla sirena e allora anche il doppio confronto.